Si torna a parlare di rigassificatore a Porto Empedocle dopo le recenti dichiarazioni dei vertici Enel e del presidente della regione Sicilia Nello Musumeci. Questa volta è intervenuta la sovrintendenza di Agrigento, che ha commentato le affermazioni dell'amministratore delegato e direttore generale dell'Enel Francesco Starace. In una nota inviata all'UNESCO, la sovrintendenza ha innanzitutto dichiarato che la precedente autorizzazione del 2006, relativa alla realizzazione del rigassificatore, risulterebbe scaduta e che non vi sarebbero ulteriori richieste. Ha inoltre sottolineato che non è possibile concedere alcuna autorizzazione, poiché nell'area interessata sono presenti diversi beni paesaggistici e culturali di elevata importanza. Mare Amico, attraverso un comunicato stampa, ha dichiarato di sostenere l'intervento del sovrintendente Michele Benfari e ha aggiunto: il progetto in questione prevede un impianto di rigassificazione da costruire a terra a circuito aperto. Significa che l'impianto restituirebbe in mare grossi quantitativi di acqua più fredda e clorata. Per tradurre le parole in numeri, continua Mare Amico, 600.000 metri cubi al giorno di acque trattate con cloro che rilascerebbero in mare sostanze tossiche e mutagene. Tutto questo avrebbe conseguenze inevitabili, l'impoverimento del mare ed anche la formazione di fastidiose schiume che sconsiglierebbero la balneazione, conclude Mare Amico. Tra il fronte del sì e quello del no, comunque la decisione finale spetta al comune di Porto Empedocle, che dovrebbe concedere il nulla osta, ma che preferisce prima sentire il parere dei cittadini attraverso un referendum popolare. Il sindaco Calogero Martello, ai microfoni di Mediaset, ha affermato: non accetteremo invasioni di campo da parte di altri comuni che con motivazioni più o meno positive decidono cosa fare nella città di Porto Empedocle. Sarà la città ad esprimersi, ha concluso il primo cittadino. La presa di posizione della soprintendenza di Agrigento è importantissima perché da un lato smentisce l'amministratore unico dell'Enel Starace dicendo che le autorizzazioni pregresse sono assolutamente scadute e dall'altra pone una serie di problematiche per le eventuali nuove autorizzazioni in presenza di emergenze archeologiche, culturali e paesaggistiche vicine a questo impianto.